Ben ritrovati cattoliche dintorni. Un Fabio Volo esilarante ha incontrato i suoi fan bresciani per presentare il suo ultimo libro, Il tempo che vorrei. Noi l'abbiamo incontrato prima del suo show. Fabio Volo, sei nuovamente in Cattolica per presentare il tuo nuovo libro, Il tempo che vorrei. Cosa significa questo titolo? Il tempo che vorrei ha due significati. Uno, quello che vorrei nello specifico del libro con questa persona con cui riesce finalmente ad avere una relazione, quindi il tempo che vorrei, c'è tutte le cose che vorrei fare con questa persona, e il tempo che vorrei è anche tutto quello che è stato perso in passato e che uno vorrebbe recuperare e che non può. C'è una frase nel libro che viene presa da una canzone di Janis Joplin, no? I'll trade all my tomorrow for a single yesterday. Baratterei, cambierei tutti i miei domani per un solo ieri. Ora io non li cambierei tutti i domani per un solo ieri, però ci sono per esempio delle persone che adesso nella mia vita non ci sono più, anche penso ai nonni per dire, o piuttosto che degli amici che ho perso, o anche proprio persone che ho perso perché sono andate a abitare da altre parti e che non trovo con Facebook e con cui vorrei fare una chiacchiera adesso che ho questa età e ho una conoscenza maggiore su certe cose. Chi è il protagonista e qual è la sua storia? Il protagonista è un ragazzo che ha un padre molto impegnato nel lavoro, ha un padre che manifesta questo sentimento d'amore verso il figlio non attraverso la tenerezza, l'attenzione, quindi le carezze o le parole o così, o gli abbracci o le parole ti voglio bene, ma attraverso le azioni. Un padre che non riesce a gestire la propria emotività perché ha avuto dei genitori anche molto forti, per cui si è dovuto in qualche modo difendere e in qualche modo irrigidire per poter sopravvivere a questa cosa, per cui non riesce ad aprirsi con il figlio, però lo fa attraverso gesti, cioè ti voglio bene, te lo dico mettendoti a posto la macchina, montandoti le mensole della libreria, vengo a casa, ti si è rotto il gas, tutta una serie di cose. E questo bambino, vedendo sempre il padre che va a lavorare, è convinto di non essere ben accetto, cioè mio padre non mi ama, in realtà invece diventando grande capisce tutta la dinamica del lavoro e tutta una serie di cose, e della storia di queste due persone, un anziano ormai che capisce di non esserci stato e uno giovane che capisce che invece deve perdonare una cosa perché aveva un significato, e quindi è l'avvicinamento di questi due mondi, però di due persone che non hanno l'abitudine a farlo, quindi anche in maniera un po' goffa. Che consigli potresti dare ai giovani che si affacciano al mondo dello spettacolo? Ma più che al mondo dello spettacolo, ai giovani che si affacciano al mondo. Io ho sempre creduto perlomeno che ogni persona è portatore di una unicità, cioè diverso da tutti gli altri, per cui se uno coltiva se stesso, coltiva una cosa diversa dagli altri, che quindi è un prodotto diverso, è un'idea diversa, un sentimento diverso, per cui quello che io consiglio non è tanto... quando io ero più giovane mi dicevano fai il corso di dizione, fai il corso di portamento, fai il corso... No, io dico fatti un viaggio, prendi uno zaino, fai il giro del mondo, leggi, guarda i film, fai l'amore, insomma, goditi le cose e viaggia. E quello secondo me è la cosa più importante. Ciao allora. Sette giovani idee per promuovere l'arte e la cultura bresciana sono state selezionate fra i lavori realizzati dagli studenti che hanno partecipato al Master in Marketing per le imprese di arte e spettacolo, e alcune di queste proposte verranno realizzate dal Comune di Brescia. Vediamo insieme il servizio.
Professoressa Carla Bino, siamo arrivati alla 7ª edizione del Master in Marketing per le imprese e per lo spettacolo. Come sarà articolato quest'anno e a chi si rivolge? Il master è dalla sua nascita articolato in due modalità di lavoro, da una parte teorica di lavoro in aula con i docenti e dall'altra parte un'attività laboratoriale pratica rivolta all'elaborazione di progetti veri e propri che si possano legare già al territorio e alle richieste che possono intervenire dall'esterno. Ciò che noi vogliamo formare è un professionista in grado di mettere in rete una serie di risorse e fare in modo che la cultura diventi un bene che possa essere organizzato, gestito, prodotto e venduto al pari di altri, ma con le caratteristiche precise che riguardano un bene non assolutamente comune, che quindi non ha un mercato e dinamiche di mercato comuni rispetto alle altre. In concreto, quali saranno le materie su cui gli studenti appunto andranno a migliorarsi? Lavoreranno su materie di tipo economico e giuridico, non su materie di tipo umanistico, ma su materie che consentano la messa a punto di competenze pratiche, concrete. Noi vogliamo dare competenze sempre maggiormente operative, quindi in modo che coloro che escono dal master siano poi in grado di andare a lavorare all'interno delle realtà. Questo è anche il motivo per cui cerchiamo di collaborare sempre di più con istituzioni del territorio. L'esempio è molto chiaro, il Comune di Brescia, l'associato alla cultura, dà delle borse di studio per i ragazzi del master, in modo tale che la loro formazione sia poi finalizzata però all'elaborazione di progetti funzionali al territorio, quindi non delle borse di studio così pensate. Un ottimo progetto che il Comune di Brescia ha sposato subito, anche perché la valorizzazione del territorio, soprattutto tramite i giovani, è essenziale, non solo per una giunta come la nostra che punta proprio allo sviluppo del territorio, ma anche per tutta la città che ha bisogno di forze nuove che possano portarla a essere veramente considerata una città d'arte e una città turistica. Professoressa Battaglia, lei ha seguito la parte pratica dei progetti degli studenti? Come si sono realizzati i lavori? Sì, esatto, io ho seguito la parte pratica perché il progetto è proprio una parte integrante del corso e abbiamo dato ai ragazzi la possibilità di applicare tutta la loro creatività e i loro interessi a progetti del territorio, lavorando sulla città, sul territorio e cercando quindi di offrire, secondo me, delle visioni nuove. Barbara, tu hai fatto questo master qualche anno fa, ora sei tutor dei ragazzi del master e anche docente del laboratorio di organizzazione di eventi. Inoltre il tuo progetto è stato inserito nella pubblicazione. Di che cosa si tratta il tuo progetto? Questo progetto consiste in una fondazione che si pone come mission principale quella di dedicarsi ai giovani per dargli uno spazio in cui farli divertire, uno spazio di confronto in cui acquisiscano anche dei valori, che gli fornisca una serie di servizi, tra cui in teatro ragazzi, sia sotto forma di laboratori appunto di teatro, sia sotto forma di spettacoli.